Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo insieme il capitolo 9 di Fra Batto il Mago e l'ultima pagina, perché ne mancava una soltanto, del capitolo 8, sempre di questo avvincente testo. Vi invito però, se ancora non l'avete fatto, prima di cominciare a leggere, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e a iscrivervi al mio canale YouTube, qui, il De Garda, se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio sempre moltissimo del vostro sostegno e della vostra partecipazione. Vediamo dunque come prosegue questo testo. I raggi del sole nascente trovarono dei pertugi tra le tende e si proiettarono sul viso di Frabato. Non ci volle molto prima che l'aurora lo destasse. Si alzò, si vestì e stava quasi per lasciare la stanza che sentì bussare alla porta. Quando aprì, Kappa e sua sorella erano lì raggianti di gioia, augurandogli buongiorno ed invitandolo a fare colazione. Entrambi avevano dormito molto poco quella notte, ancora eccitati per quello che era successo la sera prima. Nonostante ciò, si erano alzati molto presto a causa della presenza di Frabato in casa loro. Si accomodarono a fare la colazione che Elena aveva preparato per loro. Ad un tratto Kappa disse a Frabato: «Maestro, noi avremmo un suggerimento da farle. Abbiamo una casa di campagna in uno dei sobborghi che attualmente non è occupato. Lei potrà vivere lì per tutto il tempo che vorrà completamente senza spese. Oltre a ciò, noi saremmo molto onorati se potremmo contare sui suoi amichevoli consigli in futuro». Dopo averci pensato un po', Frabato replicò: «Vi ringrazio moltissimo per la vostra proposta. Accetto di buon grado, in quanto le stanze d'albergo non hanno nessun modo di essere confortevoli. Voi potrete sempre contare sui miei consigli e sul mio aiuto». La colazione finì ed andarono insieme in albergo a prendere i bagagli di Frabato, dopodiché si diressero con l'auto verso la casa di campagna di Kappa. La casa era completamente arredata ed era situata in un ambiente rurale molto affascinante. Dopo che Kappa e sua sorella si furono accertati che Frabato avesse tutto ciò che gli poteva occorrere in casa, lo salutarono ed andarono via. Frabato era molto contento del corso degli eventi del suo destino. Aveva ora a sua disposizione una casa in cui poteva lavorare indisturbato. Aveva fatto amicizia con alcune delle persone più influenti della città, che l'avrebbero senza dubbio anche aiutato finanziariamente. Nel complesso il destino gli stava mostrando il suo lato amichevole. Capitolo 9. Non era da molto che Frabato abitava nella sua nuova residenza. Scriveva degli articoli sulla scienza metafisica per diverse riviste. I giornalisti venivano a fargli visita frequentemente e riceveva sempre più spesso richieste di aiuto da parte di persone sofferenti. Poiché era molto versato per l'arte curativa, era capace di trattare molti casi con successo, fin tanto che le leggi del karma glielo permettevano. Era il tardo pomeriggio di uno di quei giorni pieni di impegni. L'ultimo visitatore aveva appena lasciato la casa e Frabato stava iniziando i preparativi per il giorno successivo. Il campanello annunciò un nuovo ospite, era G, che veniva a trovarlo e Frabato lo salutò cordialmente introducendolo in casa. G era un visitatore regolare ed insieme parlavano spesso di vari aspetti della scienza occulta intrattenendosi a lungo. Frabato strinse le mani di G dicendo: «Ho avuto molti visitatori oggi e non ho avuto ancora modo di riposarmi. Mi piacerebbe fare una passeggiata nella natura. Il tempo è incantevole ed un po' d'aria fresca non ci farà male. Cosa ne pensi?» G accettò e dopo pochi minuti lasciarono la casa insieme e si diressero verso il bosco vicino circondato dai campi coltivati e dai prati verdi. Poiché il sole era già piuttosto basso, aveva perso la sua forza bruciante, ma il calore si stava ancora sollevando dal terreno e tutta la natura sembrava assetata. Come nella sua visita precedente, G aveva preparato numerose domande su problemi occulti a cui Frabato avrebbe risposto esaurientemente. Oggi aveva qualche domanda riguardo degli esseri elementari e gli spiriti della natura. Frabato diede al professore una descrizione precisa dei vari tipi di esseri elementari, così come dei loro metodi di lavorare, sia nella natura che negli esseri umani. Nel fare ciò, egli sottolineò che queste entità sono particolarmente attratte dalle persone che si sentono strettamente legate alla natura.
Camminarono in silenzio per un po', immersi nei pensieri e sentendo le voci della natura. Sebbene il sole stesse poco a poco scomparendo dietro l'orizzonte, era ancora abbastanza caldo e non c'erano nuvole in vista nel cielo terso. So, iniziò Frabato, che tu sei molto scettico. Da teorico trovi difficile farti un'idea chiara dei poteri della magia. Come puoi vedere da solo, non c'è nessuna speranza che venga a piovere al momento. Ciononostante, ora userò la magia cabalistica della natura per far venire un acquazzone fra poco. Questo servirà a convincerti della realtà di questa scienza. Mi sembra incredibile, rimbeccò G, ma nessun segreto sembra esserti nascosto. Ti sarò naturalmente molto grato se volessi produrre questa dimostrazione di magia naturale. Frabato sorrise vagamente perché sapeva che il controllo della magia naturale è una delle abilità normali di un mago. Vedi, disse a G, niente è impossibile per un essere umano che è unito alla divina provvidenza. Tuttavia il vero adepto si muove sempre secondo l'ordine divino, poiché egli è pienamente responsabile di ogni sua azione. Più è perfetto lo sviluppo di un iniziato, maggiore sarà il rispetto per la divina provvidenza ed i magnifici segreti dell'universo. Non farò piovere solo per convincerti, ma anche per soddisfare la natura che sta desiderando ardentemente dell'acqua. Per favore, guarda il cielo accuratamente e resta calmo finché non parlerò di nuovo. I due viandanti si sedettero sull'erba e alzarono gli occhi oltre i vasti campi. Non c'era nessuno vicino ed erano completamente inosservati ed indisturbati. Frabato assunse una posizione yoga, incrociando le gambe e mantenendo la schiena dritta. Chiuse gli occhi, sembrava completamente paralizzato. G esaminò la natura attentamente e di tanto in tanto lanciava un timido sguardo al rigido Frabato. Potevano essere passati circa 5 minuti prima che il corpo di Frabato tornasse alla vita. Aprì gli occhi e, distendendo le gambe, si sedette accanto a G chiedendogli: «Bene, hai visto nulla di particolare?» Invero G aveva notato un graduale incremento di una tensione nell'aria, la promessa di un temporale. Il vento stava crescendo sempre più. Quando Frabato iniziò a parlargli, le prime nuvole apparvero all'orizzonte e G ora indicava verso il cielo pieno di stupore. «Guarda a che velocità si stanno avvicinando quelle nuvole. È invero fenomenale che tu abbia un tale mitico potere a tua disposizione. Dal tuo aspetto nessuno indovinerebbe le tue abilità». Non è necessario per un vero mago di fare sfoggio della sua conoscenza e delle sue abilità. Egli si può adattare a passare inosservato in ogni occasione e restare così indistinguibile dall'uomo comune. Questa adattabilità è un aspetto del silenzio e dal punto di vista ermetico è una delle caratteristiche di base della potenza divina. Il silenzio in senso magico non significa che bisogna trattenersi dal parlare, piuttosto è un nascondere le proprie abilità magiche dal pubblico. Solamente quando viene osservato questo principio, la divina provvidenza creerà un essere umano maturo a ricevere il potere più alto. Quando ci incontrammo la prima volta, tu non avevi il minimo sospetto che mi occupassi di scienze ermetiche ed occulte. Anche se ci conoscessimo da molti anni, tu saresti in grado di percepire quel tanto delle mie abilità che lo permetterebbe il tuo livello di sviluppo. In ogni caso, un vero adepto non andrà mai in giro con un'aureola. Durante questa breve conversazione il cielo si era coperto e l'atmosfera si era caricata come se una tempesta stesse per scoppiare da un momento all'altro. Infatti alcuni fulmini stavano squarciando le nubi e di tuoni rombavano. Il professor G guardò il cielo ansiosamente e si sentì a disagio a trovarsi in aperta campagna in quel momento. Per calmarlo, Frabato gli posò una mano sulla spalla e disse: «Finché io sarò qui con te non devi avere paura. È caldo, invero, e un po' di pioggia non ci farà del male. Oltre a ciò c'è un folto castagno vicino che ci darà riparo. Tuttavia, se vorrai andare a casa prima che venga la tempesta, ti accompagnerò». G sembrò appagato e accettò il suggerimento di ripararsi sotto il castagno. Distava solo 20 metri e le prime pesanti gocce iniziarono a cadere a terra prima di riuscire a raggiungerlo. In pochi secondi la pioggia cominciò a cadere sul serio e, facendo di corsa gli ultimi passi, raggiunsero l'albero. Forti raffiche di vento soffiavano tra gli alberi, rompendo senza pietà i rami più deboli. La pioggia cadeva di rotto pesantemente, pozze e pozzanghere si formavano ovunque. Il suolo non riusciva ad assorbire l'acqua abbastanza rapidamente. Era passato molto tempo dall'ultima volta che una tempesta forte come questa si era battuta in questa parte della contea. I venti frustavano l'albero di castagno e presto non poté offrire molto riparo. I due uomini divennero bagnati fradici.
Ciò non tolse il buon umore a Frabato, ma G, essendo meno resistente, cominciò a tremare per il freddo. Sfortunatamente sono molto sensibile, disse cercando di trovare una scusa. Prenderò di sicuro un raffreddore con questi vestiti bagnati. Non ti preoccupare, disse Frabato mettendo la sua mano destra sulle spalle del professore. Dopo pochi secondi G guardò Frabato incredulo. Mi hai trasferito il calore nel corpo con la tua mano. Mi sento accaldato come se fossi in un bagno turco. Ora comprendo come tu possa anche curare i malati con un potere straordinario come questo. Restò in silenzio per un po' e poi, dopo un lungo respiro, continuò. Se avessi solo un decimo del tuo potere, come potrei essere felice? Il cielo sembrava aver aperto le cateratte ed il terreno non poteva assorbire tutta l'acqua. Le fosse erano già piene ed i sentieri erano allagati. Timidamente G chiese: quanto tempo ancora andrà avanti questa pioggia? Non riusciremo a tornare a casa con questo temporale. Frabato lo guardò con un sorriso e rispose: ho appena chiesto agli spiriti del tempo di portare la pioggia, non posso ora chiedergli di smettere. Questo è impossibile, esclamò il professore. Tutto il cielo è nero e non possiamo neanche pensare di tornare a casa. Frabato rise e disse: perché no? Non appena lasceremo questo posto non cadrà più neanche una goccia. O dubiti che anche questo possa succedere? Ti proverò che con l'aiuto di Dio tutto è possibile, perché una cosa così piccola non dovrebbe esserlo. Ora guarda attentamente. Frabato allungò la mano verso la direzione da prendere, poi sussurrò poche parole e fece un gesto nell'aria. Dopo qualche secondo in effetti smise di piovere, sebbene il colore del cielo non fosse cambiato in alcun modo. Frabato fece cenno a G di seguirlo. Il professore si unì a Frabato e sebbene fossero entrambi completamente zuppi, Frabato sembrava essere di ottimo umore. Bene, amici miei, proseguiamo la lettura domani. Come vedete, le possibilità che offre la magia ermetica e la conoscenza delle più ehm, eh, magiche, misteriose formule cabalistiche possano veramente fare dei piccoli miracoli laddove non sembrerebbe possibile. Dunque ci ritroviamo qui domani sempre alla stessa ora per proseguire con questa avvincente lettura e vedere, insomma, di ascoltare cosa ci racconta ancora il nostro amico Frabato. Grazie ancora e mi raccomando, se non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie sempre del vostro sostegno. Buon proseguimento a tutti e a domani. A presto dalla vostra Hildegard.